Buonasera a tutti, ringrazio tutti i soci presenti, tutti gli ospiti, tutti gli amici che sono venuti a trovarci questa sera. Naturalmente ringrazio il relatore Anna Mareschi Danieli e il correlatore Matteo Mattioni che condurrà la serata. Io ho il compito istituzionale di ricordare cos'è il Lions Club. Il Lions Club è la più grande associazione laica e apolitica, bisogna precisarlo, di service e volontariato nel mondo, international, perché ogni socio può partecipare alle riunioni di tutto il mondo, ha più di 100 anni di service, è stata fondata nel 1917 a Chicago da Melvin Jones. 1,5 milioni di soci, 47.000 club, 209 paesi dove viene esercitato il nostro hashtag che è salute, che è We Serve, nella salute, ambiente, scuola, giovani e sport e comunità. Questi sono alcuni esempi degli interventi che fa il Lions. Sono cose che presento ogni meeting e sono un po' ripetitive, ma ci servono a ricordare la nostra attività. Il nostro obiettivo è quello di proporre informazione e cultura, da qui tutti i meeting che organizziamo. È un volontariato puro con un finanziamento del tutto autarchico. Può essere un'ottima e anche in qualche caso unica occasione per molti professionisti o imprenditori di fare volontariato. La ricchezza del club sono i soci, il consiglio e la squadra. Più soci sono, più service possiamo fare e meglio possiamo fare. I service sono locali, di zona, distretto, nazionali e internazionali. Naturalmente attualmente c'è un gran movimento per la crisi in Ucraina e uno degli obiettivi dei service a breve sarà proprio intervenire in questo campo. Il Lions Club San Daniele è uno dei più maturi, diciamo, del distretto perché ha più di 50 anni. Abbiamo alcuni service consolidati come quello dell'ambliopia, il poster per la pace, abbiamo quest'anno un premio Battistino Pinna per le scuole, il mosaico per la scuola di San Daniele che è in corso di preparazione, gli scambi giovanili, gli interventi sulla nuova portale, l'affido. Queste sono le tavole che ho regalato l'anno scorso a ogni scuola dell'infanzia della nostra zona, la zona di Maiano. È una cosa abbastanza carina, lo screening sull'ambliopia l'abbiamo già finito quest'anno. Quest'anno doneremo il test di Lang, che serve, una tavoletta molto preziosa di verità, che serve a scoprire subito se c'è un difetto di vista monolaterale e quindi un paziente che va inviato. Quindi prosegue il nostro anno lionistico con un ciclo sulle eccellenze friulane. Abbiamo fatto un misto fra presenza e web, cerchiamo di ascoltare cultura e intelligenza, abbiamo tanti appuntamenti, appuntamenti decisamente ricchi. Questa sera continuiamo con l'appuntamento con gli imprenditori. Se una società non ha degli imprenditori audaci, visionari, illuminati, tenaci, la nostra vita senza lavoro non si va avanti e il nostro obiettivo deve essere quello di esportare le nostre opere, non esportare i lavoratori, devono andare in giro le nostre opere. Questa sera abbiamo la fortuna di avere una imprenditrice importantissima per la Regione. Io ringrazio naturalmente per essere qui presente e prima di dare la parola ai relatori c'è un saluto del Sindaco. Grazie Presidente, grazie a tutti voi di essere qui questa sera, grazie a Lions Club che continua in questa sua, diciamo, serie di incontri che hanno come titolo l'eccellenza friulana nel mondo. Abbiamo visto, io ho partecipato, l'ho fatto proprio qui con l'ambasciatore Zagnier e in quel momento si è parlato con lui di stabilità e di instabilità geopolitica e chi l'avrebbe mai detto a settembre che nel giro di pochissimi mesi a seguito di o in coda a quella che è stata la più grande crisi sociale che abbiamo vissuto, che è quella del Covid, se ne aggiungesse una ancora più grave che è di carattere umanitario e di carattere anche socio-economico, che è quella della
del conflitto in Russia fra Russia ed Ucraina. Oggi abbiamo qui la dottoressa Anna Mareschi Danieli, che è un'imprenditrice, una donna. Il tema della serata riguarda anche il ruolo della donna e della mamma imprenditrice, ed è una donna che è legata a San Daniele, quindi ho avuto piacere di partecipare quest'oggi, ed è legata a San Daniele per questioni di famiglia e anche un po' con me, perché ho avuto la fortuna o l'onore, il piacere di celebrare recentemente il suo matrimonio, poco dopo il mio, fra le tante. In questi giorni, legando un po' quello che vi ho detto su quell'incontro con Zaniel dell'instabilità, e con questo incontro che riguarda la figura della donna, in questi giorni anche a San Daniele stiamo accogliendo donne, in particolare donne giovani con bambini abbastanza piccoli che fuggono dalla guerra. E anche questo è un ragionamento, il fatto che ci sono delle donne che per preservare il loro paese, per preservare la continuazione del loro paese, fuggono per poter trovare rifugio, per poter trovare accoglienza, per poter portare al salvo i propri bambini, le proprie bambine, con la speranza di poter ritornare in patria a ricostruire, perché abbiamo già visto che in pochi giorni la distruzione è già elevatissima. Ci si augura a tutti di poter accompagnarli per un breve periodo, per poter fare in modo che tornino in patria, e davanti a noi avremo un periodo piuttosto lungo di accoglienza e piuttosto lungo di accompagnamento. Devo dire che come San Daniele, come città, abbiamo risposto bene, stiamo accogliendo circa 20 persone, che un po' che sono arrivate, un po' che arriveranno nei prossimi giorni, e la città ha già mostrato tanta solidarietà, sia con collette alimentari che con offerte di aiuto di vario genere, cosa che con Lions abbiamo fatto anche nel momento della pandemia, e ricordo quando insieme al Lions abbiamo supportato la Caritas proprio con degli aiuti alimentari per quelle famiglie che erano in difficoltà. Oggi avremo queste famiglie ucraine che arrivano, ma contemporaneamente abbiamo questa grande crisi economica alle porte, che vede tante persone già in cassa integrazione, un potere d'acquisto delle famiglie diminuire sensibilmente, un'inflazione che galoppa, e quindi anche famiglie nostre normali che stanno entrando in fortissima difficoltà, e anche qui la comunità cercherà di aiutarli. Sono sicuro che col Presidente e con tutti voi troveremo qualche piccolo supporto, qualche piccolo service da fare insieme per dare sollievo a chi sta peggio. Quindi grazie e benvenuta Anna Mareschi Danieli. Grazie, io ringrazio il sindaco che è sempre stato a noi vicino, noi cerchiamo di essere vicini a nostra volta al comune. Adesso la parola ai relatori. Ecco, abbiamo 2 microfoni, uno per qua e uno per la diretta. Bene, grazie Giorgio, prendo la parola. Allora, ringrazio anzitutto anch'io Anna per aver accettato l'invito a venire qui questa sera. Lo ha fatto per pensarci sopra, e questo mi ha fatto molto piacere. E mi ha fatto anche piacere che quando le ho proposto di pensare a una scaletta per il discorso di questa sera, mi ha detto no, assolutamente no, andiamo a braccio, così è noioso, così ci divertiamo. e questo da un lato mi ha esonerato dall'onere psicologico di pensare a dove andare a parare di preciso questa sera, e dall'altro, lo dico senza piaggeria, è un chiaro segnale della tua disponibilità a interpretare te stessa così, senza programmi, senza scalette. E allora tu puoi andare a parare dove vuoi, ma prima mi corre l'obbligo, come mi ha ricordato il Presidente stamattina con un messaggio antelucano, giusto Giorgio? Mi corre l'obbligo di presentarti per quanto possa servire a chi ci guarda e a chi ci ascolta questa sera, sia qui in sala sia in diretta video. Io non amo, devo dire, la lettura dei curriculum, e personalmente detesto quando qualcuno legge il mio curriculum in mia presenza, quindi eviterei di farlo. Però vorrei leggere, ecco, le parole, ricordare ancora una volta le parole con cui Anna si definisce, che sono scritte sulla locandina di questa sera, cioè una mamma imprenditrice, sono parole sue. E
faccio due parole su questo. Nell'immaginario comune, credo, una mamma imprenditrice è quasi un ossimoro, cioè sono parole che esprimono concetti antitetici. La mamma è colei che dedica la propria vita ai figli, le proprie energie ai figli e quindi alla famiglia e quindi alla casa e quindi abita una dimensione extra professionale. Mentre l'imprenditrice che cos'è? È il femminile di imprenditore, giusto? Quindi è una parola che a tanti suona ancora oggi molto male, come sindaca o architetta. Quindi una specie di neologismo, una donna imprenditrice, una cosa strana. Una volta non esisteva. E allora questo ossimoro è tale all'interno di un determinato ordine di idee, cioè quell'ordine che pensa tanto alla mamma quanto alla imprenditrice come a delle divise sociali, cioè come a delle scatole in cui si svolge la vita della donna e che come tali prese in sé sono effettivamente scatole piuttosto diverse. E questo modo di pensare di norma è riferito esclusivamente alla donna, perché mi pare che nessuno dubiti che l'uomo possa essere padre e imprenditore, padre e professore, padre e banchiere, mentre è molto diffuso il dubbio che una donna possa validamente essere una mamma e allo stesso tempo un'imprenditrice, perché sono entrambi in questa prospettiva due ruoli totalizzanti, non compatibili, che quindi una mamma imprenditrice non può che essere una mamma dimezzata, una imprenditrice dimezzata. Cosa c'è all'origine di questo ordine di idee? Secondo me c'è un'idea molto antica, cioè quella che da un lato vede nell'uomo l'attore sociale a 360 gradi e nella donna una, diciamo, comprimaria, cioè un soggetto inscindibilmente legato e condizionato da un certo suo ruolo biologico, diciamo, un'idea che in fondo fa coincidere la donna, dirla così, fa coincidere la donna col suo corpo, in fondo. Ecco, io credo che il titolo che Anna si è data, che ha voluto dare a questa serata, trova il suo significato completamente al di fuori di questo ordine di idee e che se qualcuno dei presenti, di chi ci ascolta, intravede soltanto una sfumatura di ossimoro, di contraddizione nell'espressione mamma imprenditrice, conoscere Anna è il miglior modo per stravolgere questa visione e non crederci più. Però Anna non è solo mamma imprenditrice, intanto è 3 volte mamma e molte volte imprenditrice, perché i suoi diciamo ambiti di azione sono diversi, lo vedremo, sono tanti, ma è anche una persona che ha messo al centro della sua vita negli ultimi 5 anni la politica imprenditoriale, con il suo impegno in Confindustria come presidente dal 2017, dal 2017 all'anno scorso, e ora come vicepresidente a fianco del neopresidente Gianpietro Benedetti. Ricopre diversi ruoli direttivi nelle imprese del gruppo Danieli, cioè di quella realtà industriale che sua mamma, First Lady dell'acciaio, ha reso grandissima. Insieme all'ingegner Benedetti. Anna, tra le altre cose, siede nel consiglio di amministrazione della Simest, che è una società della Cassa Depositi e Prestiti, che supporta le aziende italiane che vogliono competere e crescere a livello internazionale. Siede nel consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste, di diverse società in house della regione, della Camera di Commercio, nel Rovaviano, nel consiglio della Fondazione Burlo Garofalo di Trieste. Ha lavorato in 3 o 4 continenti diversi, ma vive qui vicino, nel cuore del Friuli, con i suoi bambini e con suo marito, ed è una persona che credo non vive la sua vita come una sommatoria di ruoli diversi, ma forse più come un grande cerchio in cui si muove
energicamente. Allora ho ricostruito abbastanza bene questo concetto di mamma imprenditrice. Ecco, spiegacelo tu, dato che ti appartiene. Intanto grazie Presidente, Sindaco, grazie a tutte le persone che sono qua ad ascoltare. Mi fa sempre un po' strano perché non ritengo di essere così interessante, però mi rendo anche conto che magari ci può essere un po' di curiosità attorno a certi ruoli più che a certe persone. Sì, mamma imprenditrice in quest'ordine, perché potevo anche dire imprenditrice mamma, no? E quando tu mi hai chiesto di cosa parliamo, io ti ho risposto di quello che ti pare, perché non è un problema e non deve essere un problema, perché se siamo in un ambiente dove vogliamo tirar fuori qualche spunto di riflessione interessante, è necessario poter spaziare su qualsiasi tema e non doversi focalizzare su un tema specifico. Sì, mamma imprenditrice, perché è ovvio, tu dici forse queste due parole messe vicino implicano per determinate persone che ragionano magari in una modalità un po' antica, che si fa a metà entrambe le cose. Dipende sempre quali sono le priorità che ci si vuole dare, perché mamma, qual è il ruolo di mamma? La mia esperienza, che è assolutamente personale, è quello di crescere dei figli sufficientemente sereni, perché poi la serenità dipende anche un po' dal carattere del singolo, comunque sufficientemente sereni, educati, e ai quali viene insegnato lo spirito di sacrificio. Come meglio farlo se non lavorare tanto? È ovvio che poi ci sono altre donne che hanno delle priorità diverse e rispettabilissime, che anzi io ammiro, perché non sarei anche probabilmente capace di fare qualcosa di diverso, di stare a casa, no? Tutto il giorno. Non ce l'ho nelle mie corde. E ci sono altre donne che danno priorità diverse e meno male che ci sono, perché evidentemente in certe famiglie è necessario. Anche poi, fra l'altro, è inutile essere ipocriti, no? Al giorno d'oggi, per essere mamma e lavorare 10-12 ore al giorno, viaggiare all'estero e poter rispondere ad una chiamata di un cliente, perché sappiamo che customer is king quando si deve negoziare qualcosa di importante, bisogna avere anche una discreta disponibilità, perché se il bilancio familiare è negativo nel momento in cui una donna lavora, beh, in quel caso è ovvio che tanto vale che la donna lavori. E questo è un problema della nostra società. Fece un intervento a Top 500 donne qualche mese fa, dove dissi lo Stato deve riconoscere il ruolo della madre, perché non è assolutamente pensabile che venga dato per scontato, secondo me. È vero anche che siamo un po' noi che ci assumiamo, perché dico, piuttosto che farlo fare a mio marito, aspetta un attimo che lo faccio io questa cosa con i miei figli, perché sto più tranquilla. È anche sbagliato, perché non è che siamo chissà cosa rispetto al papà per un bambino, è semplicemente una convenzione che ci abbiamo nel nostro cervello. La società deve riconoscere il ruolo di mamma, perché è un lavoro a tutti gli effetti, è una responsabilità immensa e psicologicamente immensa, oltre che poi realmente, perché viene messa a terra in maniera abbastanza facile, e finché così non sarà, la parità di genere non può esistere, perché tu considera, no? Un'azienda, ora non parlo delle aziende della famiglia, non faccio nessun riferimento specifico, ma se una persona, un imprenditore, viene messo di fronte ad una donna e un uomo che hanno di 30 anni, che hanno esattamente le stesse competenze, ok? Stesso carattere, stesso livello di aggressività, quindi comunque non c'è una persona più meglio dell'altra. 30 anni senza figli, tutti e due, allora bisogna fare due calcoli e bisogna dire, però consideriamo che i permessi non retribuiti al 95% vengono presi dalle donne.
l'80% delle donne, quando finisce l'orario lavorativo, principalmente o deve andare a fare la spesa, o deve andare a prendere i figli a scuola, o deve andare a vedere della famiglia dei suoi vecchietti, io li chiamo così, dei suoi amati vecchietti. E nel momento in cui c'è la necessità di una trasferta, sì, se la nonna è disponibile posso andare, altrimenti diventa difficile poter andare in trasferta. Quindi prende qualcosa che darà un valore decisamente inferiore a parità di competenze, sto dicendo a parità di carattere, perché poi ci sono tante differenze che potrebbero entrare in gioco. E quindi perché dovrebbe farlo? Sì, perché abbiamo una demografia in recessione, perché non cresciamo come natalità da 30 anni, ma perché deve essere un impegno esclusivamente dell'azienda. Io mi pare, scusa se ti Prego. interrompo, questo problema si è posto in realtà anche in tempi di pandemia con il lavoro da casa, perché il lavoro da casa comunque ha riacceso il tema della divisione del lavoro domestico tra i genitori e si è reso evidente che il lavoro di cura della famiglia grava tutt'oggi principalmente sulle donne, anche se lavorano da casa. Sì, noi donne lo sapevamo, forse era qualcun altro. Come, no, d'accordo, come pensi che ci si possa, diciamo, attivare in concreto per risolvere questo problema dei ruoli? Cioè, vorrei capire, è solo un fatto culturale, quindi da gestire su questo piano, o è un problema che si può risolvere anche in altri modi più immediati? Perché se è un fatto culturale, va bene, si comincia dalle scuole e forse dalla famiglia, non dalle dalla scuole. famiglia, scusami, non dalle scuole, e forse in, non lo so, 40 anni cominceremo a superare questa cosa. Oppure esistono altre modalità? Beh, sappiamo che adesso questa problematica viene affrontata con le quote rosa, però nel momento in cui abbiamo bisogno di una legge per garantirci un diritto, ma siamo veramente involuti, no? È una cosa totalmente assurda. Quindi la proposta che io feci qualche mese fa, ovviamente c'è chi l'ha presa con disprezzo e chi invece la più positiva, è che secondo me va defiscalizzato il lavoro di una madre, non di una donna, perché donne e uomini sono uguali. Il lavoro di una madre è un po' diverso, però è un'altra cosa, e riterrei opportuno fare questo in modo tale da pareggiare, compensare. Dopodiché è ovvio che il gender payment gap, anche quello, sì, è assurdo che a parità di competenza, a parità di lavoro ci sia il 20-25% di meno di salario. Questa è una cosa veramente inaccettabile. Senti, vabbè, siamo partiti dal titolo della serata. Sì, cambiamo argomento perché no, poi diventiamo noiosi. Io ora leggerei il sottotitolo, cioè il titolo della rassegna, Fare impresa in Friuli Venezia Giulia, e aggiungerei Fare impresa oggi in Friuli Venezia Giulia. Oggi il Messaggero Veneto titolava già 2500 operai fermi. Richiesta di cassa integrazione per 4 settimane da parte delle maggiori industrie friulane. Allora, da un lato questo conflitto non lascia prevedere quanto ancora potrà durare e quanto ancora potrà estendersi da un punto di vista geografico. Dall'altro lato mi pare che le sue ricadute nel nostro paese e nel nostro territorio siano già tangibili, si toccano con mano. Questo sia nel nostro quotidiano sia nel mondo dell'impresa. Allora, secondo te, dobbiamo stringere i denti, aspettare, o c'è qualcosa che già possiamo fare? Questa è una bella domanda. Sicuramente ci sono delle cose che possiamo fare, ma per tamponare una situazione. Perché nel momento in cui l'energia insieme al gas, parlo per le imprese che utilizzano parecchio queste materie prime, il 5, 6, 7, 8, 9 volte il costo che era nello stesso periodo, che c'era nello stesso periodo dell'anno precedente, capite bene che un'azienda lavora per produrre costi e non lavora per produrre ricavi, non dico neanche utili, ricavi. Quindi è evidente
che nel momento in cui i costi fissi diventano di questo livello è impossibile andare avanti, non è più una decisione delle aziende, tanto che se avete notato non ci sono dichiarazioni aziendali, perché è evidente il motivo. Solitamente quando viene aperta una cassa integrazione iniziano le discussioni con i sindacati, anche giuste, iniziano le discussioni con la regione, tutta una serie di meccanismi vengono messi in moto. Questa volta è diverso, tutti zitti, Certo. perché si sa benissimo qual è la causa, e considerate che le aziende che si sono fermate oggi sono il primo tassello del 90% delle supply chain che esistono. E questo è il problema vero, perché se si fermano determinate imprese, vuol dire che fra 2 settimane si fermano tutti gli altri. È ovvio che bisogna intervenire immediatamente, secondo me dobbiamo farlo prima di tutto noi, perché quando si chiede qualcosa bisogna farlo per primi, soprattutto se questa richiesta implica un sacrificio enorme. E quindi, per esempio, sembrerà una banalità, ma reinsegniamo ai nostri figli cosa significa sprecare l'energia. Io ricordo quando tornavo a casa, quando mia madre tornava a casa e trovava una luce accesa che non serviva, Partiva un ceffone. ma no, ma guarda, cioè veramente erano scene brutte. Adesso, ma mi metto io all'interno della crisi, adesso si fa molto poca attenzione, cioè si dice sì, spegni le luci, ma non è che vai a pensare a il fatto che se utilizzi tu quell'energia qualcun altro non la utilizza ancora prima del fatto che costa 10 volte di più, no? E quindi io partirei da lì, partirei da far capire certe cose. Forse ai noi nostri friulani bambini. siamo avvantaggiati perché insomma Abbiamo un caratterino, tendiamo sì. ad essere abbastanza parsimoniosi. Sì. Forse saranno anche tutti i decenni di miseria che Esatto. ci portiamo sulle spalle. Esatto, cosa che la mia generazione non ha vissuto, neanche la Certo. tua, perché è la stessa mia. No, però ce la portiamo comunque Ce sulle la spalle, portiamo per perché dei ce l'hanno racconti. raccontata ed è stata comunque presente nella nostra formazione sin da bambini. Sì, però no? viverla secondo me è un'altra cosa. Certamente Ah. sì. E quindi riapplicherò le tattiche di mia madre. E a proposito di indole dell'uomo friulano, diciamo, ecco, perché fare impresa in Friuli Venezia Giulia vuol dire effettivamente fare impresa da friulani e con i friulani, anche se non solo. Allora, tu sai che c'è tutta una retorica, no, sul friulano, uomo saldo, onesto e lavoratore, come dice l'inno della filologica friulana. E questa è una retorica che, seppure preesisteva, si è poi imposta definitivamente col terremoto del 76, che ha rappresentato indubbiamente una prova immane di resilienza della nostra gente. Ora chiedo a te, che sei una friulana di oggi, che lavora però in un contesto globale. Questa immagine del friulano alacre, operoso, parsimonioso, onesto, cioè un brafomp, ecco. Sì, sì. Allora, è solo un retaggio della vecchia società agricola artigiana o esiste ancora nella società e nell'impresa friulana di oggi? Esiste, Esiste. altro che se esiste. Io creo contadina e me ne vanto. E è proprio quello il punto, il fatto che noi veniamo da famiglie contadine che erano abituate a lavorare, abituate a risparmiare, abituate a avere sulla tavola solo ciò di cui avevano bisogno e non qualcosina di più perché non gli interessava, e questo è rimasto. È assolutamente così, è ciò che ci differenzia probabilmente dal resto del nostro paese. E forse c'è, oltre al fatto che il friulano sia un brav'uomo, parsimonioso lavoratore, c'è anche qualcosa però di un po' meno positivo, che è il fatto che innanzitutto pensa sempre che facendo da solo può far meglio, e poi che fare squadra per l'uomo friulano, per l'uomo, la donna in questo caso, non stiamo parlando di genere, è difficile ed è un peccato, perché potremmo fare davvero grandi cose, ma ancora non si riesce a capire che per fare squadra e quindi per essere più competitivi a questo punto, perché oggi è quello l'obiettivo finale,
bisognerebbe rinunciare a qualcosa per ottenere, rinunciare a qualcosa nel breve periodo per ottenere qualcosa di più nel medio periodo, che sembra una banalità per un imprenditore di un certo tipo, poi in realtà però non è così, perché si vede che non si riesce. Secondo te in Friuli è più difficile realizzare una buona idea o convincere gli altri che l'idea da realizzare è una buona idea? Non cominciare queste domande che sono stanca. No, ridimmi. No, dico, è più difficile realizzare una buona idea oppure convincere le persone che un'idea è buona? No, E quindi metterle insieme per realizzarla? No, forse neanche convincerle, perché se sanno che l'idea è buona e non lo fanno, gli dà fastidio non averlo fatto loro. È un po' così che funziona il friulano. Poi non generalizzo, per l'amor di Dio. Io ho voluto un po' provocarti sul tratto dell'imprenditore friulano, proprio perché sei stata sei già da tanti anni in Confindustria. Mamma mia, che e croce. perché negli ultimi mesi sei passata attraverso la vicenda della tua mancata rielezione a presidente di Confindustria Udine. E credo che il tipo, questa è una mia considerazione, il tipo umano dell'imprenditore friulano non ne sia uscito bene da quella vicenda. Però Penso, sai qual è il punto? Sì. Una donna di 40 anni non poteva essere rieletta, secondo me, proprio per fare la sintesi totale. Questo è stato il problema principale. Dopodiché, da una crisi si è aperta un'opportunità incredibile, perché la mia rielezione non sarebbe stata così di valore come l'elezione di Gianpietro Benedetti, quindi perfetto. Questo può darsi, però lì non è stata soltanto una questione di merito, è anche stata una questione di metodo e di stoffa umana, secondo me. Perché io ricordo quella sera il silenzio plumbeo, quando tu, dopo avere col tuo consueto entusiasmo illustrato quelle che sarebbero state le linee programmatiche del tuo secondo mandato, hai incassato il colpo della mancata rielezione e hai chiesto se qualcuno avesse il coraggio di esprimere pubblicamente le ragioni del voto contrario. Voto contrario, però forse va spiegato, voto contrario perché era un voto segreto che seguiva un voto palese plebiscitario a tuo favore di qualche mese prima, esatto. E nell'intervallo c'erano state ampie consultazioni in cui comunque il dissenso non era emerso. Serissima. Sì, quei 5 del Consiglio Generale. Allora, quando tu quella sera, dopo non essere stata rieletta, hai sollecitato i contrari a parlare, c'è stato quel silenzio grottesco che ha creato anche un certo scoramento. E allora quella sera fu chiaro, almeno a me, che nella classe imprenditoriale friulana forse c'è un problema umano. Esatto. E lo ha detto molto bene, secondo me, Monestier, perché ha scritto, e io mi permetto di fare una citazione, ha detto: da lì dentro deve sortire un atteggiamento adeguato per una classe dirigente che ha sempre contato molto e che oggi sembra ripiegata sulle necessità dei singoli. Come faranno gli industriali a ergersi anche loro a controparte della politica se si comportano peggio dei politici? Ha avuto ragione, infatti c'è stato un momento in cui molti di noi si sono vergognati di far parte di un'associazione che può tranquillamente esprimere un dissenso, perché ci mancherebbe altro. La critica costruttiva serve per evolvere, serve per crescere, ma nascondersi dietro ad un voto non palese, quindi ad un voto segreto, senza dare una motivazione. Beh, lì innanzitutto, forse sindaco tu sai di cosa parlo, lì per la prima volta ho fatto i conti con l'ingratitudine e fa male, no? È una cosa che fa veramente male. Offende l'ingratitudine. Sì, poi uno cerca di far finta di niente, va avanti, però togliere tempo all'azienda, togliere tempo alla mia famiglia, perché il lavoro confindustriale comincia quando finisce quello aziendale, quindi oltre l'orario di lavoro. Il lavoro di rappresentanza c'è anche, no? E la critica sarebbe stata accettabile
ma secondo me il semplicemente distruggere senza spiegare il perché si vuole distruggere qualcosa quando gratuitamente, con spirito di servizio per tanti anni, delle persone si mettono a disposizione, non parlo solo di me, parlo anche della mia squadra, ovviamente. Quello sì, è stato duro da digerire, però l'ho digerito abbastanza velocemente perché poi Si è ricominciato ho immediatamente. dovuto ricominciare a lavorare il giorno dopo. E infatti lo dicevi prima, si è comunque aperta una grande opportunità. Sì, come sempre nei momenti di crisi. Con l'elezione dell'ingegner Benedetti e io ricordo, chiaramente ricordo che al momento della proclamazione da parte tua in assemblea del risultato dell'elezione, che tra l'altro è anche in rete, ho visto quel momento perché Telefriuli ha filmato quella sera, c'è stata la conferenza stampa. Allora io non so se si tratti di una sovrainterpretazione da parte mia, Sentiamo. dimmelo tu, ma in quel momento dalla tua voce, dai tuoi movimenti, dalle espressioni del viso, insomma a me è parsa trapelare una grande emozione e anche se uno va a rivedere il filmato poi dell'intervista successiva alla conferenza stampa, lì si vede Benedetti in primo piano che parla al microfono e tu subito vicino, no? Allora, la tua mimica facciale ti pone immediatamente al centro della sequenza, nonostante parli di Benedetti, perché Benedetti parla e tu annuisci. Concentratissima, completi le parole muovendo le labbra, trattieni il respiro quando lui... L'intervistatrice gli domanda: Presidente, ma da cosa si comincia a lavorare? Lui a quel punto ti guarda a te, sorride e ti chiede: da cosa cominciamo a lavorare? Ecco, lì riassumi esattamente il concetto. No, ma quello che volevo chiederti, forse è una domanda a cui puoi anche non rispondere, però basta un minimo di intelligenza emotiva per capire che, come dire, tra voi due, tra te e Benedetti, c'è un rapporto che va molto oltre il lavoro, credo, cioè va molto oltre gli obiettivi professionali, gli interessi economici. Io penso che forse molte volte ti è stato chiesto quanto importante nella tua vita è stato ed è il legame con tua mamma, ma io vorrei chiederti invece quanto importante e perché è importante nella tua vita il legame con Gianpietro Benedetti. Ecco, adesso ce lo dici. Beh, sai, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di essere figli, perché è una necessità proprio intrinseca, qualsiasi età. E io ho dovuto smettere di essere figlia piuttosto presto, sì, figlia materna, diciamo. E quindi probabilmente quell'emozione che tu hai visto in quel momento derivava anche dal fatto che per una volta mi sono sentita un filino protetta e non in balia di situazioni, perché la mia vita è, insomma, Damir, tu lo sai, la mia vita è una fossa dei leoni continua, cioè prima da una mi lanciavano in quella dei leoni, poi in quella dei coccodrilli, e quindi sono abituata a sopravvivere e ovviamente poi ti fai la scorza e vai avanti, però non ho mai smesso di avere questa necessità pazzesca di essere figlia io. E quindi probabilmente in quel momento lì mi sono sentita che c'era qualcuno che si stava prendendo cura di una situazione evidentemente che considerava ingiusta, poi ognuno ha la sua opinione, e questo mi ha fatto. Per quanto ti abbia immediatamente rimessa in mezzo. Ma sì, ma anche perché è ovvio che sì, l'ingegner Benedetti c'ha ben altro da fare, quindi sicuramente le linee guida vengono da lui, ma non credere che le linee guida non fossero condivise con lui anche quando la presidenza era la mia, quindi fondamentalmente il processo non è cambiato oggi. Secondo te quali sono come dire, i punti di maggior valore di questa opportunità nuova, come tu chiami la presidenza di Benedetti? Beh, sicuramente che ci sono evidentemente degli screzi all'interno della nostra regione dovuti a svariati motivi, ma perché le regole non vengono rispettate. Quando le regole non vengono rispettate nascono dei conflitti molto forti. E questo, avere lui come presidente ci dà molta più forza, perché sai, a me puoi dire un sacco di cose, puoi
comportarti in determinate maniere e comunque il potere mio rimane concentrato nel ruolo che ho. Adesso è tutta un'altra cosa. Senti, uno dei mantra, diciamo così, di Gianpietro Benedetti è quello dei giovani, no? L'importanza dei giovani, della formazione lavorativa dei giovani, del porre le basi per costruire le future generazioni di lavoratori in Friuli. E poi non è soltanto una cosa di Benedetti, mi sembra che sia uno dei caposaldi dell'etica Danieli, e penso all'asilo nido, alle scuole nate nell'ambito dell'azienda, alla fondazione ITS, l'Academy naturalmente, penso anche al tuo impegno sui temi della natalità. E allora ti propongo una riflessione. Il mio impegno, intendi i 3 figli? Beh, tra l'altro anche quello sul campo proprio, no? Oltre che ideologico. Allora, dire che i giovani sono il futuro, come tante volte ho sentito dire a Benedetti, è in un certo senso una banalità, se vogliamo. È ovvio che i giovani sono il futuro, ma in un altro senso non è un'affermazione scontata. E al di là della questione demografica, che in Italia e in Friuli è scottante, io penso a quelli che oggi vengono chiamati NEET, Not in Education, Employment or Training, no? Nulla. Cioè i giovani che non sono impegnati né nello studio né nel lavoro né in qualsiasi tipo di attività. Se consideriamo la fascia dai 20 ai 34 anni, questo era scritto sul Corriere, sul Sole 24 Ore non più di un mese fa, il dato del 2020 indica media nell'Unione Europea del 17,6% di NEET in quella fascia di età, mentre il dato italiano è quasi al 30%, 29,4%, cioè il valore peggiore tra gli Stati membri. Allora, questo non è un fenomeno degli ultimi 2 anni, no. Non è un qualcosa di ascrivibile al Covid, anche se il Covid probabilmente lo ha inasprito, è un fenomeno che mi sembra strutturale e che, attenzione, rischia di trasformare le nuove generazioni in uno svantaggio competitivo addirittura per lo sviluppo dell'Italia all'interno del quadro internazionale. Allora io vorrei sapere da te, visto che hai questa sensibilità, che origini ha questo fenomeno in primo luogo e come si può rimediare a questo fenomeno? 2 origini secondo me. Una strettamente dipendente dalle persone, quindi le famiglie. Noi famiglie dovremmo farci delle domande, seriamente, perché permettere a non studiare, non fare nulla, non è accettabile. Cioè più calci nel sedere e meno qua. L'altra è che noi, già inseriti nel mondo del lavoro, dovremmo pensare meglio a come bilanciare le necessità del mercato, a come far rispondere le necessità del mercato alle aspettative dei giovani. Quindi non sono i giovani che diciamo non vanno verso, o non so, c'è il gap, c'è un enorme gap tra domanda e offerta di lavoro, perché abbiamo dei ragazzi formati in un certo modo che non servono al mondo del lavoro, ma è il mondo del lavoro in questo caso che deve spiegare in maniera chiara e col loro linguaggio, perché è ben diverso da quello che abbiamo noi, il linguaggio di un ragazzino oggi, che il lavoro oggi può rispondere alle sue aspettative e alle sue attitudini. Pensate, no? Oggi si dice, non voglio ricadere sempre sul tema di genere, ma solo per fare degli esempi, quindi il genere qua non c'entra niente. Si dice una ragazza non ha l'attitudine per la matematica, è ancora un po', no? Le materie STEM vediamo che non vengono prese tanto in considerazione. Ma perché? Secondo me, sempre opinioni personali, perché ritengo che la formazione oggi non vada a spiegare effettivamente cosa significa matematica, cosa significa materia scientifica, perché è ovvio che se gli mettiamo davanti ad una ragazzina di 11, 12, 13 anni la statistica, la geometria, ok, ci sta che non sia proprio di più, ma se invece facessimo un po' più di laboratori,
un po' più di applicazioni pratiche della matematica, allora io sono certa che tantissime ragazze riuscirebbero a capire che dentro di loro hanno l'attitudine, no? Sì. Quindi bisognerebbe riuscire a fare questo per evitare il NEET, perché il NEET è ovvio che c'è il nulla facente e quello che non ha veramente nessun sogno nel cassetto, ma siamo noi che dobbiamo creare il sogno, no? Quindi evidentemente stiamo fallendo da questo punto di vista. O dare gli strumenti ai giovani per crearsi il sogno, che è un po'... Sì, ma prima ancora tu devi dare l'esempio e far vedere cosa significa portare a casa un sogno, raggiungere un sogno, o combattere per un sogno che poi magari non raggiungi, che male c'è? O combattere cosa significa? Significa fallire. È il miglior, mia mamma diceva, il miglior modo per avere successo è fallire. Ed è assolutamente vero, perché capisci cosa c'è che non va. E questo è il motivo anche per cui chi solitamente ha successo fin da subito, poi nel momento di difficoltà non ce la fa, Sì. perché non è strutturato mentalmente e probabilmente neanche da un punto di vista organizzativo per affrontare la situazione. Senti, ti tengo un attimo sui giovani. Hai dichiarato alla stampa: non è possibile vedere tuo Uno figlio stalker, partire la diventato. mattina per andare a lavorare e non vederlo mai più tornare a casa. Allora, ovviamente non voglio parlare del caso singolo perché merita soltanto Lorenzo. il silenzio. Voglio però parlare di un aspetto, che questo fatto tragico ha dato adito a qualche polemica più o meno sotterranea sull'istituto di alternanza scuola-lavoro, Che quello non della c'entrava, legge La tra Buona l'altro. Scuola, e tu infatti lo hai difeso. Allora, cosa c'entra quella tratola lavoro Niente. come istituto giuridico? In che modo può farci dubitare della validità di quella? Ma lì è ovvio, no? Bisogna sempre trovare un capro espiatorio per non andare a ricercare la vera responsabilità. E questo siamo bravissimi a farlo, cercando di distogliere l'attenzione da ciò che veramente è accaduto. Lì non era alternanza scuola-lavoro, era un tirocinio, se non sbaglio. Quindi si è parlato di un qualcosa che non c'entrava minimamente. E non dimentichiamoci che, ricordando ovviamente la tragicità di questa cosa, perché ribadisco, non è possibile salutare tuo figlio perché va a lavorare la mattina e non vederlo più tornare a casa, ma ricordiamoci anche che la fatalità esiste. Quindi io ho fatto, dopo questo evento, ho fatto uno studio per vedere come vengono calcolati gli infortuni mortali sul lavoro in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia, e ne ho dedotto che innanzitutto circa la metà delle denunce hanno poi realmente riconosciuto il nesso di causalità. Le denunce di infortuni mortali, te lo dico piano, come hai fatto tu con me, no, le denunce spesso, una volta su due, non c'entrano niente con la responsabilità dell'istituto di formazione o dell'azienda. Cioè sono infortuni casuali, non dipendenti da una colpa o da un difetto di Non organizzazione. voglio dire casuali, ci sta che ci sia anche quell'eventualità lì, ma che non dipendono dal non perseguire le regole al 100% da parte di un'azienda. Esiste anche il fatto che la persona, un caso singolo, di questo caso qua, ma ci sta che la persona non abbia seguito delle procedure, quindi alla fine succede che il nesso di causalità una volta su due non viene riconosciuto e quindi non viene considerato all'interno degli infortuni coperti dall'INAIL. Ok? Dopo andiamo a prendere quelli che hanno il nesso di causalità e si vede che ci sono due tipologie ora vado un po' sul tecnico, quindi forse non ce n'è. No, in realtà è molto neanche interessante. Ci sono due tipologie di calcolo. Una è su base tariffaria e si vede che viene suddivisa per industria, l'infortunio mortale, industria, agricoltura, Stato, e l'industria all'80% in questo caso. Dopodiché si va a vedere la suddivisione per settore aziendale, per
per settore di lavoro, e si vede che l'industria manifatturiera è responsabile del 5%, che è comunque tantissimo e non deve esserci, siamo d'accordo. Però anche lì usare, io sono molto in polemica con certi giornalisti oggi, perché usare delle notizie semplicemente per vendere, mi dà veramente fastidio, perché è ora di finirla. Chi fa informazione deve farlo in maniera, non voglio dire etica per l'amor di Dio, ma in maniera deontologica, almeno vogliamo pretenderlo? Perché buttare su tutte le prime pagine dei giornali infortunio sul lavoro, stai calmo, valutiamo un attimo, ma proprio per il rispetto anche dell'evento tragico che è accaduto. Fra l'altro, considerate che infortunio sul lavoro oggi è anche considerato il tratto casa-lavoro, lavoro-casa, per cui ci dovesse essere un trasferimento, e il 50% di questo 50% che ha il nesso di causalità è su un mezzo di trasporto. Fuori dal luogo di lavoro. All'esterno del luogo di lavoro, ma durante l'orario lavorativo. Allora sì, ci sarebbe da fare, insomma, quando si parla e quando si fa informazione. Quindi cosa significa fare informazione? Significa fornire degli strumenti per fare un ragionamento alle persone che acquisiscono questa informazione. Facciamo in modo che siano corretti questi strumenti, no? Perché sennò... Senti, un paio d'anni fa la Confindustria Udine sotto la tua presidenza, anche se magari non per tua diretta iniziativa, ha lanciato una petizione per Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Cavolo, se avessi giocato all'otto non avrei... Che era stata criticata in modo anche mia. aspro, mi sembra. Mamma mia. E nemmeno un anno dopo, cioè nel febbraio del 2021, Draghi viene incaricato di formare il governo. Allora, non voglio dire che Confindustria Udine sia stata di ispirazione per il Quirinale, però ci avevate visto bene, insomma. Ma, No. Comunque la mia domanda è, dopo un anno di governo Draghi, hai cambiato idea No. su di lui? E come Assolutamente valuteresti no. l'azione del governo sin qui, dal tuo punto di vista? È ovvio che ci sono cose migliori e cose peggiori. Sicuramente abbiamo un governo rappresentativo che ha un'esperienza maturata sul campo e riconosciuta, competente, poco politico, e ci vuole la politica al governo. Non dico che non ci voglia, non dico che sia giusto avere tecnici al governo, perché la politica fatta bene è assolutamente necessaria per far sì che vengano rispettati. Questo governo mi piace perché innanzitutto non lavora per essere rieletto, e seconda cosa perché fa politica pensando, senza pensare al fatto che purtroppo nel momento in cui si prendono determinate decisioni qualcuno è felice e qualcuno non è felice. Fino a prima di Draghi noi avevamo un governo che era più attento forse al consenso popolare piuttosto che all'urgenza delle decisioni da prendere, no? Senza fare nessun riferimento. Però Poi, questo è in base al codice dell'etica laionistica, non si parla di politica tra i soci, ma tu non sei socia. E quindi ne possiamo parlare. E allora non farmi la domanda del sindaco, ti prego. No, non ti faccio la domanda del grazie. sindaco, però Non faccio il vorrei sindaco. soltanto farti una domanda Sì. che riguarda alcuni tuoi processi logici di ricerca delle risposte. Mi sembra una seduta psichiatrica. Medianica. Allora, qualche settimana fa hai parlato dell'esigenza di riconsegnare al Friuli quel ruolo che merita, così hai detto, no? E che passa inevitabilmente anche per il ritorno del Friuli all'interno delle istituzioni. E poi hai detto, Ribadisco. ti cito, che stavi cercando di capire, parole tue, se per arrivare a quel risultato, cioè un riscatto istituzionale del Friuli, un percorso valido possa essere quello di passare attraverso il ruolo di sindaco
che qualche settimana fa stavi cercando di capirlo. Io ti chiedo, ne hai capito qualcosa di più? Sì, nel senso che ritengo che fare il sindaco, e ce lo può confermare un autorevole rappresentante, oggi innanzitutto richieda il 110% del tempo e poi gli svantaggi sono molto di più dei vantaggi, ritengo, perché è un ruolo che ha delle responsabilità che esulano davvero dalle capacità del singolo. E quindi mi sono detta, un industriale, perché io lì ho detto stiamo valutando se passare attraverso il sindaco di Udine possa essere un qualcosa di utile, ma non era necessariamente rivolta alla mia figura. È stata presa poi, sempre strumentalizzata, Infatti, a dovere da determinate testate giornalistiche. Questo comunque era chiaro, anche perché hai fatto comunque anche degli altri nomi, era chiaramente un discorso di carattere collettivo, era un discorso di gruppo. Esatto. Però resta un problema di come dire, peso istituzionale del Friuli, perché il Friuli, inteso come provincia di Udine, diciamo, direi, è capace di produrre il 50% del PIL regionale, 48% del PIL. Siamo tra le zone d'Italia, mi pare, con più alta propensione all'internazionalizzazione. Esatto. Non tra le più, la più addirittura. La più. E allora mi domando, il peso politico del Friuli, in senso stretto, nell'ambito della regione, è adeguato secondo te al suo potenziale economico? E che cosa ci serve eventualmente per pesare di più? Io mi fai delle domande che poi mi rigano la macchina. Stare attenti a queste risposte. Basta non dire che macchina hai. Bisogna stare attenti a queste risposte. Diciamo che se uno fa determinate affermazioni implica che il peso non è sufficiente oggi. Passa alla domanda successiva, vai. Il fatto che il peso non sia sufficiente, in che misura penalizza gli attori del mondo dell'impresa in Friuli? Penalizza come quello che sta accadendo, ovvero la provincia di Udine è praticamente esclusa dai finanziamenti del PNRR. Ti sembra poco? E com'è possibile? Com'è possibile? È ovvio, c'è chi critica Confindustria per questo, perché dovrebbe essere Confindustria ma vi assicuro che ho combattuto col coltello fra i denti e alla fine i risultati sono questi, perché evidentemente si preferisce portare avanti altri sviluppi industriali. Passa alla domanda successiva, Mattioni. Va bene. Anche perché il tempo vola qua, temo, giusto Presidente? C'è tempo. Ma vi stiamo annoiando, no? Ditecelo. No, allora, vabbè, se vogliamo parliamo di qualcosa di più leggero. Dai, a me è piaciuto, però anche questo è un giudizio personale, insomma, il fatto che tu abbia voluto organizzare quella serata a fine settembre a Udine, quella Fashion Night, Udine Fashion Night, sì. Perché era da tanto, mi pare, che a Udine non si faceva una serata del genere ed è stato un bel segnale di ottimismo, a mio modo di vedere, nel momento giusto. So che sono arrivate molte critiche. Ecco. Sì, perché un industriale non può disegnare abiti, ma scusate, perché? Qual è il problema? Ma veramente certe cose io non le capisco, anche perché se questo togliesse tempo a caso, Trieste ha i suoi eventi, a Pordenone Legge con la fiera hanno i loro eventi che sono ormai istituzionalizzati. La provincia di Udine ha Friuli Doc, che forse è meglio non farla più per come sta venendo sviluppata negli ultimi periodi. E quindi ho pensato di cercare di istituzionalizzare qualche evento, visto che siamo strapieni di artigiani veramente bravi in Friuli. Ho pensato di organizzare insieme alla Barbara Beltrame questo evento che ha avuto un seguito incredibile. Ma questa tua passione è sbocciata all'improvviso o è una cosa che ti segue da...
No, mi segue da molto sempre. tempo. Sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Dopodiché, per un caso fortuito, ho incontrato questa artigiana fuori classe, non consapevole di essere un fuoriclasse, e ho fatto un investimento, come tutti farebbero. E da lì ho detto perché no, proviamo a vedere se posso dare un contributo e siamo riusciti. Adesso vediamo se funzionerà, non funzionerà, sicuramente non è proprio il momento migliore per aprire un'attività commerciale, però è anche giusto provarci. È un progetto in cui ti sei È lanciata. un progettino, sì. Altri progetti che hai in mente? Ma guarda, con un'altra mia grande amica ho un progetto in mente che è di difficilissima realizzazione, magari Lions possono aiutarmi, Presidente, perché sempre dal punto di vista mamma, maternità, io combatto molto per questa cosa perché so lo sforzo che bisogna fare per allevare 3 figli e per lavorare 12 ore al giorno. Mi piacerebbe riuscire a dare alla mamma un momento di tranquillità post parto, perché è inutile che parliamo prima di tutto non diamo i servizi posteriori e poi se creiamo un momento tragico che è quello del parto, perché vi assicuro che spesso è un momento che non viene trattato con la sensibilità che necessita. E quindi mi piacerebbe aprire un centro, e ne sto parlando con l'Associazione delle Puericultrici di Trento, dove si accoglie la mamma che è stata buttata fuori dall'ospedale 24 ore dopo il parto e le si fa capire che non è la prima che partorisce in questo mondo, che solitamente non succede niente di grave se non per casi specifici, che non è da sola e che c'è qualcuno che è disponibile. Una volta c'era la nonna a casa, no? Che ti spiegava come fare. Oggi io per esempio ero completamente sola, avevo 2 gemelli che pesavano 1,5 kg ciascuno e non avevo nessuno che mi potesse spiegare come dovevo fare, ma è come ci immaginiamo che una donna possa fare. E quindi diventa un momento traumatizzante e è ovvio che ti passa la voglia di rifarlo, no? Certo. E quindi mi piacerebbe creare questo centro di puericultrici che possano far passare un momento di tranquillità e che possano sostenere la madre dopo che ha... Chissà che non possa essere utile Perché per no, far mi fronte alla piacerebbe. questione demografica. Ma per sicuramente non è lanciare la un segnale. soluzione, però è un segnale importante segnale. di attenzione verso qualcosa che necessita della nostra attenzione, secondo me. Io penso che magari dovremmo lasciare qualche spazio al dibattito o alle domande del pubblico, però io prima di tacermi volevo fare un'ultima domanda un po' marzulliana, se posso. Se la capisco. No, Vai. no, ma allora tu mi sembra sia una persona che ha attitudine così al comando, ecco, in un certo senso. E penso che si possa ascriverti, insomma, al ruolo delle persone, al novero delle persone carismatiche. Sì, non di comando, però il comando ci vuole autorevolezza, che in certi campi si può avere, in certi altri no, che dipende dalla competenza. Ma l'autorevolezza può emergere in modi molto diversi e io voglio ricordarti un aforisma del filosofo cinese Lao Tzu. Famosissimo. Che ho inventato io. No, esiste. Lao Tzu dice nel V secolo a.C. I veri capi a malapena sono riconosciuti dai loro seguaci. Dopo di loro vengono i capi che il popolo conosce e ammira, dopo di loro quelli che il popolo teme, dopo di loro quelli che il popolo disprezza. Non mi chiedere quali sono io perché No, non ho idea. non c'entri, ma vorrei un po' conoscere la tua sensazione, diciamo, i capi di oggi, per lo più, a quali di queste classi sono ascrivibili? Ma io vorrei vedere chi sa rispondere a sta domanda, perché... No, ci sono sicuramente... non lo so, fammi un esempio di un capo non riconosciuto. Un capo silenzioso, ne ritroviamo in qualsiasi realtà, secondo me.
un capo silenzioso, cioè chi riesce Potrebbe- con discrezione, magari anche con il silenzio, a indirizzare, a guidare Sì, quello è il più furbo di tutti, le in persone. generale. Secondo me c'è un po' di tutto, fra i capi. Cioè la mia domanda in realtà è, Ecco, grazie. per essere un capo, c'è bisogno di essere riconosciuto, di farsi riconoscere come tale? No, c'è bisogno che la gente ti voglia bene, però, perché sennò non vai da nessuna parte, secondo me. Grazie. Grazie a voi. Domande? Mirva, te mi conosci. Aspetta. Ah, microfono. Meglio, no? Aspetta. C'è il valletto. A Mirva non è che aspetta voi, Quindi volevo chiedere come riesci Però lo a... devi accendere il microfono, se no... No, questo è quello per la diretta. Ah. Ecco, come riesci a coniugare il tuo essere mamma di 3 bambini con il tuo proprio, la tua quotidianità, che non è solo in campo lavorativo ma anche fuori. Ecco, questa è una cosa con 3 molto difficile per me da capire, perché sulla prima parte sì, l'ho fatto anch'io da sempre, quindi non ma con 1 e con 3 ecco, è diverso. Quindi questa era la domanda. Ma guarda Mirva, io ritengo che affrontare le situazioni è molto più facile che pensare di affrontarle, o affrontare le difficoltà è molto più facile che pensare alle difficoltà, no? Ti sembrano delle robe? No, allora diciamola così, non ti vengono mai sensi di colpa? Mamma mia, sono piena, Mirva. Vedi. Sono piena di sensi di colpa e questo è un peccato, secondo me, perché è la società che ce li crea, no? Poi io razionalmente a volte penso, ma perché? Perché se sei in Confindustria non sei in Danieli, se sei in Danieli non sei a casa con i tuoi figli, se sei a casa con i tuoi figli non sei in Confindustria in Danieli e c'è sempre qualcuno che ti rompe le scatole, no? Dicendo che non fai abbastanza, bla bla bla. E quindi è ovvio che a noi ci vengono i sensi di colpa, perché secondo me gli uomini questi sensi di colpa non ce li hanno e ci mangiano un po', no? E ci levano quell'entusiasmo che invece potrebbe farci rendere ancora di più. Poi ci penso un attimo razionalmente, ogni tanto prendo qualche goccina e mi dico qual è la cosa più importante oggi? Sicuramente la priorità più importante sono i figli, no? E cosa voglio dare ai miei figli? L'esempio. Basta. Poi è ovvio che ci deve essere del tempo di qualità da passare con loro, non lo nego. Però io da mia madre ho avuto questo, mi è mancata tantissimo, sì, è vero, tantissimo mi è mancata. Eppure mi sto comportando nello stesso modo con i miei figli, quindi evidentemente ho valutato con la maturità che fosse giusto. Perché fra l'altro anche quando hai un'opportunità il dovere di sfruttarla, no? Per chi non ce l'ha anche. Faccio la valletta. Non gestisco niente, No, cioè vado no. avanti come posso cercando di fare il meglio, No, certo. sentendomi in colpa come un cane, sì, è vero. Comunque il risultato è ottimo, quello che tu... Ma perché mi vuoi bene? No, perché ti stimo oltre a quello. Grazie. Mirta. Io seguo. Ha detto è anche Adesso l'ho simpatica il vista. signore. Vedi, ci sono dei dubbi che tutti pensano che io sia un'antipatica. Ciao ragazzi, vi saluto. Lo dica al dopo. microfono, per favore. Dove devo andare? Chi fa la domanda? Volevo chiederti una cosa, Ma si sente. perché il tema è la mamma imprenditrice, ma e il papà? Io mi aggancio. Il papà è una persona bravissima, devo dire, mi dà una mano enorme e a casa mia Così va bene, sì. i miei figli vedono un ruolo di totale parità in diritti e doveri della mamma e del papà. Totale. E io spero che questo gli serva un domani.
Sì, non potrei sicuramente, ecco, forse Mirva anche giustamente, cioè questo è effettivamente un commento fondamentale. Se io non avessi il marito che ho, certe cose non potrei farle. Vero, vero. Oh, ragazzi, però come faccio adesso? Quindi grazie per questa domanda. Signora. Allora, in realtà se lei non facesse quello che fa, tra virgolette, cioè lei parla di senso di colpa, la frustrazione che lei avrebbe sarebbe così pesante che porterebbe i suoi figli a un malessere. Primo. Secondo, tornando prima dei ragazzi precedenti, perché abbiamo i ragazzi così? Perché c'è un problema che questi ragazzi sono ipergratificati da noi mamme, purtroppo, perché non abbiamo realizzato ciò che noi siamo nate per fare, e quindi questi ragazzi non hanno imparato né a cercare la curiosità della vita, della curiosità delle cose, e per cui hanno una pigrizia, non cercano niente, e questo è un problema delle donne. Purtroppo, non voglio colpevolizzare in questo momento le donne, io sono una psicologa, per cui parlo sul problema delle donne, e perché è una cosa che io ho sempre studiato e portato avanti. Purtroppo è la mentalità della donna, quindi se lei non facesse quello che fa, avrebbe dei figli con problemi. Questo è il problema di fondo della frustrazione e del senso di colpa, che in un certo senso ci deve essere, ma nello stesso tempo questo ci deve aiutare a fare un percorso di crescita che è poi di aiuto per i figli. Giusto. Condivido. No, era solo per confermare. No, ma è vero. È così. Cioè, per sostenere un po' anche. Perché se poi vogliamo essere ipocriti e dire che non è così, ma è così. Che portiamo avanti ogni giorno un sacco di cose, no? Non per colpevolizzare i maschi, perché poi torna poi la dinamica nel problema dei maschi, ma non è così, perché se una donna riesce a realizzare se stessa, nella società diventa un punto importante di riferimento, e attorno a lei si forma poi un alone di serenità e di pace. Quando la donna è frustrata in se stessa, purtroppo crea malattia a se stessa e agli altri. Certo, è vero, ma stasera dormo serena. Grazie. Basta, non posso parlare ancora. Anche perché sulle donne parlerei ancora, ma non vale la pena. Bene, è stata una serata molto, molto interessante, credo che sia piaciuta a tutti, e abbiamo affrontato vari punti. Prima di passare nelle altre per conviviare, diciamo, abbiamo i presenti da consegnare. Non mi avevi detto che c'era un presente? Il presente sono io, no. No, non sono una babysitter mi serviva, se può fare quello. No, abbiamo il... Allora, incominciamo con le cose più leggere. C'è il guidoncino dei nostri 50 anni. Grazie. Che è fondato nel 70, 2 anni fa abbiamo fatto fotografa con calligrafia così, ma insomma quella che da medico per forza, sì. Poi c'è un libro sempre da medico che non sono io, un amico che scrive poesie che farà l'ultima conferenza, e quindi il gadget che diamo ai relatori quest'anno è questo. Sì. Sì, è l'ultimo altra meeting. Donna di un certo tipo. L'ultimo meeting, manderemo l'invito, così Grazie, facciamo l'autografo. Poi mi hanno detto che il prosciutto non va bene. Come no? Lui ha detto non serviva, però che prosciutto non va bene, ha detto lui. Questa è una scelta, ha detto perché. Se vuoi mettere un gambetto? Sì. Ecco, il prosciutto, e poi ancora una cosa. Grazie, veramente, grazie a tutti. Poi ti aiuto. Ecco, per addolcire le serate, i cioccolatini di Amelia adesso. Grazie. Ok, possiamo andare di là, che c'è qualcosa da... Ci ha dato il permesso.